Dopo l'esito del voto, con la netta vittoria della candidata portavoce sindaco del Movimento 5 Stelle Anna Alba, a Favara è scoppiata la festa. Sostenitori pentastellati hanno atteso l'arrivo della neosindaco in via 4 novembre per festeggiare la nuova Alba. L'arrivo della candidata è stato trasmesso in diretta dalla nostra emittente. Applausi, abbracci, brindisi e mazzo di fiori della vittoria hanno portato la neosindaco verso Palazzo di Città. È la mia prima intervista a portavoce sindaco. Ringrazio tutti i cittadini, la mia famiglia, gli amici, gli attivisti, i consiglieri, tutte le persone che ci sono state vicine, mio marito, mio figlio in prima persona. Ringrazio tutti di cuore, tutti, il popolo, perché vince la città, e la promessa che noi abbiamo fatto alla città è che non dobbiamo perdere assolutamente mai questo fermento. Noi ha vinto la città, abbiamo detto che dobbiamo rendere quel palazzo trasparente e solo grazie ai cittadini abbiamo avuto un plebiscito. L'abbraccio della città ci ha stretto, ora questo abbraccio non deve mai rallentare. Noi abbiamo fatto una promessa alla città, ora la stessa città ci promette che non ci deve abbandonare. Il nostro compito era quello di vincere queste elezioni perché la città era in uno stato di totale disagio, come abbiamo visto in questi ultimi 5 anni, e quindi abbiamo visto che il popolo ha scelto in maniera plebiscitaria il Movimento 5 Stelle, che alla fine non è altro che una rappresentanza del popolo, quindi non ha vinto il Movimento 5 Stelle ma ha vinto il popolo stasera. Siamo davvero emozionati, non sorpresi per il successo globale, ma per la proporzione assolutamente sì. È stato meraviglioso vedere che il comune di Favara ha risposto al cambiamento, al nuovo vento che porterà di certo un miglioramento generale delle condizioni, almeno questo è il nostro impegno. Adesso siamo pronti a rimboccarci le maniche, siamo pronti a dare delle risposte a tutta la cittadinanza, perché Favara ha davvero la necessità di questo miglioramento ed ecco, da oggi possiamo finalmente lavorare per avviarci ad un totale rinnovamento e per avviarci per una Favara migliore, affinché appunto Favara riabbia la dignità e il favarese abbia tutti i diritti che da tempo insomma sono stati negati. Allora, innanzitutto dal momento successivo, dall'insediamento, ci dobbiamo rimboccare le maniche e vedere esattamente come stanno le cose. Come ho detto più volte nei comizi, noi andremo a gestire la situazione che ci hanno lasciato e che troveremo. È normale che la dobbiamo gestire nel migliore modo possibile, cercando in tutti i modi, e ci riusciremo senz'altro, di salvaguardare quelli che sono i ceti più deboli. In questo momento sono rappresentati, data la situazione finanziaria disastrosa, dai precari. I fiori della vittoria! Le grida a squarciagola "Rosario, porta le chiavi" davanti alla sede municipale di Piazza Cavour hanno segnato la fine dell'era Manganella, che è stata annunciata dai festanti in maniera trionfalistica come una liberazione.